È stata identificata l'auto pirata che ieri pomeriggio in via del Vesco, al confine tra i comuni di Breda di Piave e Maserata, ha investito un ciclista di 57 anni di paese, allontanandosi poi senza prestargli aiuto. Le condizioni dell'uomo, prontamente soccorso dai sanitari del SUEM, sono apparse subito gravi. Una volta intubato è stato trasportato al Cafoncello di Treviso, dove si trova tuttora ricoverato in terapia intensiva. La svolta nelle indagini condotte dal personale del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Postumia Romana è arrivata grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private della zona. Durante i rilievi gli agenti avevano recuperato anche uno degli specchietti laterali della vettura. L'auto, posta sotto sequestro e a disposizione dell'autorità giudiziaria, è risultata essere di proprietà di un ultranovantenne residente nel Trevigiano. Sono ora in corso ulteriori accertamenti che dovranno confermare l'identità del conducente alla guida della macchina al momento dell'incidente. Il 57enne ieri pomeriggio stava rientrando a casa a Paese dopo aver fatto visita alla sorella che abita a Breda di Piave. Stava percorrendo via del Vesco in direzione Maserata quando è stato investito dall'auto. Nell'impatto è stato sbalzato ad alcuni metri di distanza, finendo a terra sulla corsia opposta. Sul cielo della strada ora restano i segni lasciati dagli agenti durante i rilievi e un sacco nero, all'interno gli indumenti e alcuni effetti personali del ciclista. Chi vive lungo via del Vesco racconta di una strada spesso percorsa ad alta velocità dagli automobilisti. Qui corrono da matti, sia che vengono da Breda di Piave, che fanno le corse tra macchine, non tutti i giorni ma spesso. Le gare che vedo io arrivano dal paese, da Breda di Piave verso Varago. È successo anche durante il giorno, però ultimamente lo fanno la sera.